Per noi oggi è un giorno molto importante, presentiamo un'opera nuova, ideata per Mantova, ideata da un artista che è Edward Abiker, che è di origine meranese. Questa è la seconda edizione di Scultura in Piazza, che è una rassegna che abbiamo fortemente voluto e abbiamo fortemente voluto continuare. Perché? Perché la prima edizione per noi è stata molto di soddisfazione. Abbiamo portato a Mantova un artista importante del calibro di Hidetoshi Nagasawa. Anche lui aveva avuto modo di creare appositamente per l'Esedra di Piazza Castello un'opera e come l'opera di Nagasawa, anche questa, Guscio, sarà poi custodita nei giardini di Lubiam, qua alle porte della città. Quindi l'opera nasce per Mantova e rimane poi a Mantova. Guscio per me è un po' rappresenta un aspetto sia psicologico che fisico. Psicologicamente il guscio è una protezione. Questo lavoro rappresenta quasi un abbraccio, una protezione, però senza stringere, senza costringere, lasciando tutta la libertà. Infatti anche lo spazio che crea diventa uno spazio protettivo, però non delimitante, cioè è quasi un igloo che protegge, però lascia tutte le libertà, tutti gli spazi liberi, diventa uno spazio fluido, uno spazio libero. Qui entrano ogni anno facciamo 500.000 persone, proprio per vedere Mantova. Tanti vanno alla nostra Camera degli Sposi, uno dei capolavori ovviamente della cultura non solo di Mantova ma anche italiana, internazionale. E quello che vogliamo è di ridare una vita creativa a questa eccellenza del passato, naturalmente attraverso un'opera d'arte contemporanea. Scultura in Piazza vuol dire che abbiamo come ospite per un anno una scultura di un maestro attuale fatto ad hoc per questa piazza, sponsorizzata da un partner non solo tecnico ma proprio di cuore, la ditta Lubiam, scelto insieme con Mantova Creativa, un'associazione che si occupa della creatività proprio, e quindi per dare questo segno forte che Mantova vive, che Mantova si prepara per il futuro e Mantova si collega nazionalmente e anche internazionalmente, sempre attraverso l'arte, un insieme, un abbraccio, un incrocio fra il passato e la situazione di oggi, con quelli che fanno oggi creatività.